Allora, questa è la classica zeppola pavilonese. Gli ingredienti sono semplicissimi, hanno uova, lievito, sale, aroma arancia e limone e un aroma di liquore e latte. Limone grattugiato, arancia grattugiata, un aroma di liquore, allora latte. Questa è una lavorazione tutta particolare, è una ricetta vecchia, la mettiamo in macchina. Allora uso la planetaria perché è poco l'impasto. Un altro pregio che hanno queste zeppole è che non assorbono olio. Allora io metto 5 litri d'olio e 5 litri restano, anche se metto a cuocere 20 kg di zeppole, proprio perché è la lavorazione particolare che ha la pasta. Ho 73 anni. Adesso mettiamo nel recipiente su. Visto che quando comincia la lievitazione la pasta tende a fare queste bolle, è ancora freddo. Adesso proviamo se va bene. Guarda che gusto è questo. È ancora freddino. Cioè tutte le sorelle di mamma erano delle maestre nel fare queste le zeppole. Allora è la stessa ricetta, lo stesso sistema lavorativo. Iniziato all'età di 14 anni. Noi avevamo il panificio e il pane lo faceva mia madre. E io l'aiutavo sin da ragazzino. A 16 anni io facevo il pane da solo. Avevo già imparato talmente bene che non avevo bisogno di nessuno per farlo. Allora, un altro segreto della bontà della zeppola è anche saperle buttare, che ci vuole in mano. Perché chi non è abituato a toccare una pasta morbida così non ci riesce. Io perché ne ho fatte a migliaia e migliaia. La qualità della zeppola si vede dal cerchio bianco che lascia attorno. Questo è il cerchio bianco. Anche il gusto sono belle, Guardi che sono veramente eccezionali. Questa è proprio la classica zeppola pavilonese. Una ricetta centenaria. Buona.